Eder. Mech. Pallister. Trieste, aggiornamento serale. Nel fascicolo sulla morte di Liliana Resinovic, oggi entra nel vivo un nuovo filone tecnico. Su impulso della GIP Flavia Mangiante, i periti Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi stanno riesaminando abiti, sacchi, cordino, borsa, occhiali e scarpe con metodiche di sequenziamento di nuova generazione per intercettare profili genetici utili alla ricerca di terze persone che possano aver avuto contatto con i reperti. È la terza tornata di analisi per alcuni oggetti chiave, dopo che la scientifica, nell'ultima relazione, aveva escluso corrispondenze tra tracce, per lo più parziali o di scarso impiego forense, e i profili di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Salvatore Nasti, Fulvio Covalero e Pier Giorgio Visintin. In quel quadro compariva anche una contaminazione accidentale sul giubbotto, attribuita a un operatore di laboratorio. Il nuovo STEP non riscrive da solo la scena del ritrovamento, ma alza l'asticella della sensibilità analitica, perché se i risultati confermassero l'assenza di match noti, si rafforzerebbe il tema delle tracce maschili non identificate, mentre qualunque profilo interpretabile aprirebbe a riscontri incrociati su tabulati, spostamenti e relazioni. Sul fronte digitale resta fissata la data del 17 ottobre per l'avvio degli accertamenti sullo smartphone che Visintin regalò a una conoscente. Il consulente nominato dovrà verificare eventuali ripristini di fabbrica e la storicità dei dati presenti e cancellati, passaggio decisivo per dirimere un contenzioso tecnico che da mesi anima il dibattito mediatico. Nel frattempo, in giornata sono arrivate nuove dichiarazioni pubbliche di Claudio Sterpin, dai toni polemici verso Visintin. Parole che rimbalzano nel circuito dell'opinione, ma che al momento non si traducono in atti giudiziari nuovi, con l'attenzione investigativa concentrata proprio sugli esami biologici e sugli approfondimenti informatici già calendarizzati. Siccome Sebastiano non ti ricordi bene quello che è successo il 14, hai provato a ripercorrere un po' tutto per chiarirti le idee. La parte più difficile è stata quando siamo stati sul posto dove è stato ritrovato il corpo di Liliana. Io sono stato pochissime volte lì, mi ricordo la prima volta col mio avvocato oltre un anno da quando è stato ritrovato il corpo. E ho subito voluto allontanarmi da quel posto perché veramente mi stava facendo male. È difficile parlare di prima volta perché quando ritrovarono il corpo, tu giungendo lì in auto dicesti non ho mai visto una scena del genere, come se tu avevi già visto Liliana lì stesa in quel campo, quindi forse eri già stato lì. Questa mi ricordo è una delle prime macchine che usavo, fargli vedere Lipizza, che è stato veramente un posto dove Liliana mi chiedeva spesso di andare, andavamo anche in bicicletta in quelle zone lì. Sono sereno, tranquillo, vado avanti per la mia strada, se vogliono sentirmi, se vogliono avere qualche delucidazione. Meglio che me la tengo perché sennò sparlerei, non voglio sparlare di Sebastiano per l'amor di Dio, ma io sono convintissimo che lui continua a recitare un ruolo che non gli compete ormai più, secondo me. Gli compete esclusivamente perché è il vedovo di Liliana, giustamente la legge glielo consente, anzi, per cui niente da dire. Però se uno ha seguito da lontano o da vicino ancora meglio i suoi comportamenti immediatamente dopo che Liliana è scomparsa, perfino prima di essere trovata, ecco, potrebbe rendersi conto di quanto lui abbia sofferto della sparizione e morte di Liliana. Io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di rivedere il suo modo di fare, comportamenti, parole, tutto, nei tempi immediatamente seguenti. È chiaro che dopo ha dovuto entrare nella parte del vedovo. Inizio se ne fregava altamente di Liliana, ma vi siete dimenticati che stava regalando tutte le sue come un uomo. Io sparisce mia moglie, è appena scomparsa, perché è stata ritrovata appena 22 giorni dopo. Nei giorni immediatamente seguenti lui ha regalato tutto quello che ha potuto, ha portato già le sue robe alla Caritas, ha regalato i peluche con i quali lui dice, io ci credo poco, lo salutava dalla finestra quando andava via, la sua macchina fotografica, la sua bicicletta, le topoline, la macchina fotografica, la bicicletta, tutto. Se Liliana tornava dopo 4 giorni, 6, 8,
come io speravo, perché mi aveva detto male che mi vada, mi rifugio da parte di qualche cugina, ne ha un paio, in Istria, Slovenia, eccetera, intendo come modo di allontanarsi da casa, si intende, ecco. Allora lei era appena scomparsa, intanto hanno dovuto dirgli altri che era scomparsa, lui lo sapeva ma non se ne è reso conto. Lui ha recitato la parte Liliana, se era scomparsa da una cugina o da qualsiasi altra parte, avrebbe fatto di tutto per telefonarmi e tranquillizzarmi. Questo è stato il mio allarme. Ecco perché tutti i giorni seguenti io dovevo ricevere una sua telefonata in vita. Nel momento in cui non è arrivata, io sono partito. Non era da lei scomparire senza avvertirmi. Punto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.